Buonasera, benvenuti amici del Calcio a 5, siamo collegati dal mini palazzetto Paolo Paganelli di Cesena. Stanno per scendere in campo per la quarta giornata di ritorno del girone A di Serie 2 Elite, la Futsal Cesena e il Real Fabrica di Roma. Ecco le formazioni inquadrate da Cristian Chiarabini che stanno facendo il loro ingresso in campo agli ordini della terna arbitrale composta dal signor Luca Di Battista di Avezzano, il signor Gianluigi Squilletti di Campobasso, al crono il signor Lorenzo Zorzi di Reggio Emilia. Formazioni ora che vanno a schierarsi per le fasi preliminari. Il Real Fabrica gioca con una divisa di colore completo bordeaux con le calze bianche, dall'altra parte con la consueta divisa color oro i padroni di casa della Futsal Cesena. Al centro del campo i capitani Giovanni Martinez per gli ospiti e Simone Pasolini per la squadra di casa. Diamo già una lettura delle distinte che ci sono state fornite. Real Fabrica con il numero 1 Dario Malatesti, numero 6 Anel Kandic, numero 7 Giordano Sbarra, numero 9 Nathan, il numero 10 Daniel Vega, l'11 Stefano Frigerio, il 12 Angelo Giove, il 15 Jonathan De Bettio, il 16 Mattia Triglia, il bomber del Real Fabrica, il 20 Giovanni Martinez, il 21 Davide Stentella, il 22 Marco Relandini. Agli ordini del signor Massimiliano Di Laura che siede in panchina al posto di mister Luca Lucchetti, che invece deve scontare un turno di squalifica. Dall'altra parte la Futsal schiera Andrea Montalti con il numero 1, Enrico Zandoli con il 2, Simone Pasolini con il 5, Francesco Dentini col 7, Youssef Hakimi col 9, Cristian Gardelli con l'11, Riccardo Traversari con il 14, Pietro Suzzi Barberini con il 15, Nicolo Pieri col 21, Jacopo Pastini col 22, Jacopo Pritoni col 23 e l'ex di giornata Matteo Nunzi con il 29. Se non andiamo errati, lo starting 5 della squadra ospite prevede in porta con il 22 Marco Relandini e poi De Betio, Triglia, Martinez e Stentella, se non andiamo errati. Dall'altra parte per mister Roberto Osimani in campo scendono Montalti in porta, poi Pieri, Dentini, Hakimi e bomber Gardelli in attacco. Come sempre è tutto pronto, sarà la gara inaugurale di questo turno. Come di consueto quando giochi in casa la Futsal Cesena si gioca il lunedì alle 20:30. L'altra gara in programma questa sera vede di fronte a Prata di Pordenone, con inizio però un po' più tardi alle 21, il Maccan Prata e la Vinum Italy Petrarca. È partito l'incontro con il calcio d'inizio battuto dalla Futsal Cesena, pallone sul fondo, palla per Relandini, anzi rimessa laterale. Partita viene giocata all'andata, intanto è partito Martinez, viene subito fermato dal fischio dell'arbitro. Pallone che è uscito sul laterale.
partita che all'andata finì con uno spettacolare 2-2, doppio vantaggio dei padroni di casa con Triglia e Stentella nel primo tempo, poi il pareggio nel secondo tempo della Futsal Cesena con Gardelli e Achimi. Attenzione, Real Fabrica in avanti, la conclusione dal laterale, troppo laterale per l'arbitro, il pallone era uscito, quindi si riparte con una rimessa. Una partita giocata con praticamente un tempo per parte, se vogliamo, conclusa con il gol del pareggio di Achimi, arrivato tra l'altro in situazione di superiorità numerica. Ora Montalti va ad evitare il calcio d'angolo e la calcia lontano, pallone che esce praticamente di fronte alla panchina del Real Fabrica, squadra più a sud di tutto il girone, particolarmente sfortunata in quanto costretta a trasferte obiettivamente lunghissime. Attenzione, ancora dall'altra parte il Real Fabrica, chiude Gardelli, bravo a seguire De Betio, Jonathan De Betio, che si era spinto in avanti sul suggerimento di Mattia Triglia, classe 2000, con un passato al CUS Molise. La conclusione della rete, il vantaggio dopo 1 minuto e 13 del Real Fabrica. Conclusione da fuori, forse anche leggermente deviata, di Frigerio, Stefano Frigerio, che era entrato proprio a toccare il suo primo pallone, credo, e quindi c'è subito il gol, subito risultato sbloccato. Dopo 1 minuto e 30 neanche di gioco, Real Fabrica in vantaggio. Gardelli, si gira Gardelli, deve rispondere subito la Futsal Cesena. La rimessa laterale di Achimi, deviata in angolo, il vantaggio immediato praticamente alla prima azione utile della squadra ospite. Il Real Fabrica subito in rete con Frigerio, che ha letteralmente trafitto Montalti con un destro all'altezza sostanzialmente dei 10 metri, da posizione centrale molto libero, però ha concluso in maniera imparabile. Chiamata subito a rispondere la squadra di Osimani, non ha ancora effettuato cambi per il momento. Martinez ora raccoglie di nuovo all'indietro per De Betio, poi riparte Triglia, la mette lì e la doppia conclusione di Davide Stentella, pericolosissima e vicinissima al raddoppio il Real Fabrica. Prima conclusione di Stentella, parata da Montalti, e dopo 2 minuti già una rete e un'occasione per la squadra laziale. Gardelli ora tenta di trovare uno spiraglio, lascia da Achimi, ancora Gardelli, trova la deviazione di Martinez. Ancora Achimi per Gardelli sotto porta, viene fermato all'ultimo secondo da Stentella, che può ripartire. De Betio sulla banda sinistra, arriva Dentini, la palla esce. 2 minuti e 20 e subito ritmo altissimo. Una rete, un'occasione, anzi 2 nella stessa azione per il Real Fabrica. Ora sbaglia Gardelli, non trova il compagno.
attacca ancora con grande entusiasmo il Real Fabbrica, che riparte. Poi Stentella a scaricare, Martinez la tiene in campo, può andare Martinez, entra in area Martinez, Montalti, una murata in uscita a chiudere lo specchio per l'ennesima occasione del Real Fabbrica, che sta assolutamente legittimando il vantaggio. Ora Frigerio, l'autore del gol, va al cambio dopo aver fermato Gardelli in contropiede. Quindi altra azione del Real Fabbrica, il palo clamoroso di Triglia. Ancora Real Fabbrica che insiste, Triglia, ritmo infernale imposto dalla squadra ospite. Attenzione, di nuovo Montalti su De Betio. Piovono le occasioni per il Real Fabbrica, ancora la parata di Montalti. Sono 3 parate consecutive nell'arco di mezzo minuto del portiere del Cesena, che sta tenendo a galla la propria squadra. Hakimi contrastato, nulla di fatto. Poi Dentini, una buona occasione, torna sul destro, poi tenta la conclusione. Ora si difende il Real Fabbrica, ma ci sono state almeno 3 parate consecutive importantissime di Andrea Montalti, che ha letteralmente evitato il raddoppio del Real. Attenzione, stava per combinare un pasticcio abbastanza clamoroso Relandini, aveva messo la palla praticamente sui piedi di Traversari. Attenzione, ora ancora Dentini contrastato da De Betio. Hakimi, conclusione, la parata, si è svegliata la futsal. Ora Hakimi che carica i suoi, ha reagito la squadra bianconera vestita con maglia dorata dopo l'inizio terrificante. Ancora Martinez che va via da solo, cerca di seguire Triglia, il pallone è troppo lungo. 4 minuti, si è visto di tutto, sta solo 1-0 verrebbe da dire. Ha reagito la futsal Cesena con un paio di occasioni, chiamando il portiere del ospite ad un paio di parate, ma davvero inizio ai 100 all'ora, soprattutto da parte della Real Fabbrica. Adesso vediamo come rimedia. Osimani ha inserito Traversari e Pritoni in attacco, rimane con Triglia, De Betio, Martinez, anzi scusate, Stentella e Martinez. Il Real Fabbrica, De Betio è uscito, è entrato Frigerio, l'autore del gol del vantaggio. 4 minuti e 30, subito Martinez a cercare Mattia Triglia, si libera e va ancora a cercare il compagno. Gran giocata di Triglia per Frigerio, fermato ancora da Montalti, l'ennesima parata di Andrea Montalti. Difensivamente parlando ci sta capendo poco la futsal. Fabbrica che è andato alla conclusione almeno 5-6 volte in 5 minuti scarsi. Hakimi ora è costretto a passare il pallone all'indietro a Montalti, che va a cercare Traversari, poi Pritoni in scivolata, arriva Stentella, la mette in angolo. Il direttore non è d'accordo, è rimessa laterale, non dal fondo però, è un sacche de banda per Real Fabbrica, che ripartirà dal portiere. Lancio lunghissimo, Montalti costretto a uscire al limite della propria area, a sputare fuori il pallone. Pritoni ora in rimessa laterale. 5 minuti e 10 secondi, 1-0 per la Real Fabbrica. Occasioni
da una parte e dall'altra, ma notevolissimo l'inizio di Marca Ospite, che oltre alla rete hanno creato almeno 3 occasioni enormi, andando a chiamare Montalti ad altrettante parate, praticamente con l'uomo sempre nell'1 contro 1, nel mano a mano. Pritoni ora per Traversari, va a Traversari, cerca uno spiraglio, bravo Stentella però in raddoppio, in copertura preventiva. Ora laterale per Pasolini, che scambia con Traversari, non si intendono i due nello stretto. Pallone però che muore sui piedi di Montalti, che appoggia corto per Capitan Pasolini. Poi Pritoni nell'1 contro 1 con Martinez, un brutto cliente, infatti Martinez è bravo a fermarlo in scivolata. Rimessa ora sempre per Jacopo Pritoni, cerca disperatamente la rete del pareggio, è rientrato Gardelli, lo scambio con Pritoni, ma marca molto bene il Fabrica, Real Fabrica di Roma. Traversari cerca uno spiraglio su di lui, Stentella che lo ferma ancora, l'arbitro dice che però è calcio d'angolo, sembrava aver rimediato con una rimessa dal fondo, invece sarà calcio d'angolo per la Futsal. 6 minuti che corrono, palla fuori per Pritoni, dentro per Gardelli, in qualche modo Gardelli, spalle alla porta, Pasolini, Pritoni seguito da Triglia, poi Gardelli, la girata, perde l'equilibrio e si accartoccia un po' sul pallone il numero 11 di casa. Ora Triglia, molto bravo a proteggere il pallone, poi Frigerio, arriva Pasolini, può partire Gardelli, va Gardelli, cerca uno spiraglio Gardelli, conclusione a lato. Si è rivista in attacco la Futsal Cesena, quindi un'altra occasione, non può toccare il pallone là, il portiere ha sbagliato Frigerio. Una distrazione del numero 11 della Fabrica di Roma, che ha ripassato il pallone a Relandini, che lo ha calciato ovviamente sapendo di incorrere comunque nella penalità. Quindi una buona occasione ora, quando segna 6 minuti e 37 del primo tempo il crono. Un tocco a 2 praticamente al limite dell'area, praticamente sul dischetto del rigore o quasi. Un calcio di punizione a 2 per la Futsal Cesena, quasi tutta il Real Fabrica sulla linea di porta, c'è Pritoni sul pallone, c'è Gardelli lì vicino, fischia l'arbitro, parte Gardelli, esce il portiere, si protesta sempre per la distanza, nulla di fatto. Poi ancora un'occasione per Gardelli, che è sempre ben marcato e non riesce a trovare spazio adeguato. Ora il rinvio, pallone per Montalti, si è accelerato ai 100 all'ora il ritmo dopo la rete della squadra ospite. Futsal allora in avanti con la virata di Traversari e la parata di Relandini, è l'azione migliore della Futsal Cesena, una genialata di Traversari, poi Pritoni va a calciare direttamente in porta, Relandini la respinge fuori, poi ancora Gardelli non trova il pallone correttamente, però una bella azione di Traversari. E non è riuscito però a superare il classe 2001 portiere della Real Fabrica. Passano i minuti, 7 minuti e 20 secondi. Ora la Futsal ha preso più decisamente il pallino del gioco. Tanto il direttore di gara vuole mettere le cose in chiaro tra Triglia e Pasolini.
Traversari, largo per Pritoni, può andare Pritoni, la rete del pareggio. Jacopo Pritoni, 7 minuti e 33 secondi. L'asse Traversari Pritoni funziona ancora da una banda all'altra. Traversari ha fatto passare questo pallone in diagonale sul quale la Real Fabbrica questa volta ha difeso male. Pritoni si è trovato praticamente con l'autostrada aperta e ha infilato rasoterra Relandini, quindi si rimette in parità, in equilibrio la partita, che però promette di regalare ancora parecchie emozioni. 1-1 ora, si riparte. Hakimi a cercare, troppo lungo Matteo Nunzi. Ora riparte la Real Fabbrica da Relandini, l'anticipo di petto di Pasolini, però regala ancora la Futsal. Attenzione sulla sinistra, attacca con il numero 10 Daniel Vega, eccolo qua. Quindi Real Fabbrica che si butta nuovamente in attacco, ha preso gol ma senza alcun timore si ributta di nuovo in avanti la squadra di mister Lucchetti. 1-1 e se ne deve ancora finire il primo quarto di gara. Abbiamo già visto parecchie cose, un gol per parte, parecchie occasioni, almeno 3 parate per ognuno dei due portieri. Pritoni cerca di andare via, perde il contrasto. Si diverte anche stasera il pubblico del mini palazzetto Paolo Paganelli. Non riesce l'1-2 tra Vega e Sbarra, classe 2004 appena entrato. Era un po' difficile per Sbarra arrivare su quel pallone. Può ripartire la Futsal. Pritoni, Hakimi, controllo così, poi dopo affronta De Betio, si accentra, il pallone non passa, può andare Sbarra, attenzione Sbarra, la conclusione, colpisce male, ha scelto di concludere invece che passare il pallone, non ha trovato la maniglia, facile per Montalti controllare questo pallone. Comunque Fabbrica di Roma che non si arrende affatto. Nunzi ora difende palla, retrocede per Hakimi, va Hakimi col sinistro per Nunzi che sfiora la rete sul secondo palo, non è riuscito a trovare l'impatto giusto. Ora viene fischiato il primo fallo a Dentini che spinge troppo. Primo fallo della partita dopo quasi 10 minuti. Direi che siamo andati anche molto bene, il ritmo si è mantenuto alto anche grazie al comportamento delle squadre in campo. Praticamente nessun contrasto falloso fino adesso, fischiato ora il primo fallo e ne ha beneficiato assolutamente il ritmo e lo spettacolo. Ora Hakimi alza la testa per Pasolini, si muove Nunzi sul secondo palo, viene servito Pasolini ma recupera palla la Real Fabbrica. Attenzione Dentini provvidenziale perché Sbarra stava scaricando in banda per Martinez che era completamente libero, ha perso anche un pezzo di parquet che viene risistemato. La conclusione, la parata improvvisa, Frigerio ancora ha una mira, colpisce sempre lo specchio della porta, il numero 11 della Real Fabbrica, e Montalti deve stare attentissimo anche adesso. La conclusione ancora di Frigerio, poi fischiato un fallo subito da Matteo Nunzi. 1-1 il conto dei falli, 1-1 il conto delle reti, 10 minuti da giocare. Parata poco fa
importante ancora di Montalti. Ora pallone per Pasolini che cerca Dentini, sbaglia però a calibrare il tocco. Si riparte, le squadre, non c'è assoluta intenzione di calmare il ritmo, vedete cambi, rotazioni velocissime da entrambe le panchine. Adesso rientra Pieri, fra poco è pronto sul cubo dei cambi Gardelli, è rientrato adesso Triglia, Stentella, De Betio e Sbarra in campo per la squadra che viaggia. Dall'altra parte Hakimi, Dentini, Nunzi e Pieri per i padroni di casa. Hakimi ora traccheggia, cerca la palla corta per Nunzi che gliela rimette lì, non si intendono i due. Poi Pieri però può riciclare per la Futsal. Dentini, Hakimi, Pieri, Dentini, possesso di palla della Futsal. Hakimi, c'è un blocco e c'è un fallo, blocco di Pieri, l'arbitro fischia e il secondo fallo. A 9:20 si riparte con Fabbrica di Roma in possesso di palla, la butta avanti Stentella, discussioni tra panchina e arbitri. Tutto sommato però non possiamo lamentarci, come detto prima la partita ha avuto pochissime interruzioni e ne ha beneficiato molto il ritmo e il divertimento. Ancora Hakimi, ora alza la testa, cerca Gardelli, è costretto ad uscire Relandini per anticipare Gardelli, quindi ancora Futsal in avanti con attenzione il pallone respinto, poi il contropiede del Real Fabbrica. Dentini molto bravo a rimanere in equilibrio, a tenere il pallone, stava partendo in contropiede il Real Fabbrica. Kandic ora per Stentella, attenzione Hakimi, porta via palla in pressione alta il giocatore ispano-marocchino che chiama subito il pallone, lo rivuole immediatamente da Pieri, serve in banda Gardelli, troppo largo. Vanno entrambi uomo contro uomo e quindi c'è da correre parecchio all'indietro per entrambi. Ora più piazzata a rombo la difesa del Real Fabbrica che aspetta all'altezza della metà campo, pallone per Gardelli che prova a girarsi, va via Gardelli, poi arriva Triglia molto bravo ad aiutare in difesa, la butta in fallo laterale. Mattia Triglia, autore nella partita di andata di un gol e di un assist, probabilmente il migliore in campo nella partita di andata, comunque giocatore che ha segnato la bellezza di 17 reti. Hakimi, la conclusione di Hakimi, troppo debole, attenzione Triglia, può andare Montalti, molto bravo, legge bene Montalti, poi la gioca per Dentini, può andare Dentini dall'altra parte, Hakimi, troppo strozzato il tiro, poi ancora Hakimi, la rete, incredibile, il vantaggio della Futsal Cesena. Youssef Hakimi, ...12 minuti 18 secondi, ribalta tutto la Futsal Cesena con la rete di Hakimi. 2-1 probabilmente sulla conclusione. Attenzione ora, fischio dell'arbitro, varie discussioni e cartellino giallo. Allora, facciamo un po' di ordine.
Dodicesimo e 30, rete della Futsal Cesena con la conclusione di Hakimi, conclusione di sinistro dopo che era stata ribattuta il primo tiro con il destro, pallone che sembrava controllabile ma è stato toccato probabilmente mezzo metro prima della linea di porta da un giocatore del Real Fabrica, non sono riuscito, perdonatemi, a capire chi, e ha messo fuori causa Relandini. Quindi 2-1 per la Futsal Cesena. Poi nell'azione seguente, 30 secondi dopo, è stato fischiato un fallo a metà campo a Nicolò Pieri, che è stato anche ammonito, quindi primo ammonito dell'incontro, terzo fallo fischiato alla Futsal Cesena. E tra l'altro sul proseguimento dell'azione il Real Fabrica stava avendo un'occasione abbastanza importante, ma l'arbitro aveva appena fischiato il fallo. Intanto Montalti para all'ennesima conclusione di Frigerio, quindi ammonizione di Pieri, ma discussioni da entrambe le parti. Alla fine, a 7-11 dalla conclusione, siamo sul 2-1 con la Futsal ancora avanti. Pieri, conclusione, rete! Nicolò Pieri. Sinistro a fil di palo, bellissima conclusione di Pieri, che è già la seconda volta, lo aveva fatto anche in un'altra partita dall'altra parte del campo nel secondo tempo, stessa dinamica, calcio d'angolo, questa volta è stato Dentini, pallone che scavalca tutta l'area e tutti i giocatori. Pieri al volo ha trovato l'angolino e quindi allunga, mette il naso fuori, mette 2 lunghezze di vantaggio la Futsal Cesena a meno di 7 minuti dalla fine del primo tempo. 3-1 il risultato. Pritoni controlla ma il pallone fuori, ribaltata completamente la partita dopo un inizio veramente notevole da parte del Real Fabrica di Roma, che è andato in vantaggio ma soprattutto ha creato i presupposti per raddoppiare in più di un'occasione, impegnando Montalti in almeno 3 parate decisive. Pian pianino la Futsal Cesena ha ricominciato a prendere un po' più il controllo del gioco e sono arrivate in sequenza nel giro di praticamente 5 minuti le reti di Pritoni, Hakimi e Pieri per il 3-1. Primo tempo fino a questo momento molto divertente. Si va al time out, si concede anche un po' di fiato al vostro cronista quando mancano 6:32 al termine. Il cronista ha finito l'acqua, ma dove è finito? Allora, mentre le squadre sono a bordo campo per il minuto di sospensione, vi diamo un po' lettura delle altre partite che si giocheranno in questo turno. Con abbiamo detto del Maccan Prata che ospita la Vinumita di Petrarca questa sera a Prata di Pordenone. Poi le altre partite che si disputeranno domani: MGM 2000 Lecco, Saints Milano Pordenone, Atlante Grosseto Mestre Fenice, Dolomiti Energia Rovereto Olimpia Regium, Montegrappa LD. Classifica che vede la coppia di testa Lecco Vinumita in testa con 32 punti, la Futsal terzo posto con 28. L'anticipo di Pasolini
Secondo fallo fischiato al Real Fabbrica. Dicevamo una Futsal al terzo posto con 28 punti, 27 il Maccan Prata, 25 l'MGM, 24 l'Atlante Grosseto, 23 l'Edie Pordenone, 22 Dolomiti Energia e Olimpia Regium, 17 il Montegrappa, 16 il Real Fabbrica, 14 il Mestre Fenice, 11 chiude la classifica il Sens Milano, quando Pritoni ora va a concludere, guadagnare un altro corner per la Futsal Cesena. Quindi come vedete una battaglia, ben 8 squadre in 6 punti per giocarsi 3 posti playoff, dato che primo e secondo posto sembra delinearsi un affare tra Lecco e Vinumita di Petrarca, ma è ancora tutto da vivere questo girone A di Serie 2 Elite, molto appassionante. Real Fabbrica che con 16 punti terzultimo in classifica, con Frigerio, vedete anche ora, non ha alcun problema a presentarsi in trasferta, ad attaccare, a cercare di segnare. Altra parata, altra murata di Montalti su Frigerio, ancora Frigerio, passa il pallone, non c'è nessun compagno, ma non si arrende assolutamente la squadra di mister Lucchetti, quindi la pratica non è affatto chiusa. Ora va Gardelli, stava per arrivare anche Traversari, è voluto andare nell'1 contro 1 Gardelli, ma ci ha portato il pallone fuori. Pasolini in anticipo su Triglia. Si riparte ora, Pasolini da quest'altra parte per Montalti, alza la traiettoria Montalti, alta per tutti. Attenzione, Martinez la mantiene in campo, no, l'arbitro dice di no, aveva parato Montalti, però l'arbitro dice che si riparte con una rimessa laterale. Ora alto il pressing del Real Fabbrica, Nunzi appena entrato non può controllare questo pallone. Ora vince il contrasto Pasolini, passa il pallone, arriva però De Betio, va a giocare per Triglia in banda. Ora raddoppiato Triglia, non passa, arriva Pritoni, può ripartire Pritoni, però sbaglia il tocco. Serie di discussioni ora tra Triglia e Pasolini, anzi Traversari. L'arbitro mette in chiaro le cose. Finora un solo giallo, Niccolò Pieri, 4 falli la Futsal, 2 il Real Fabbrica. Triglia su di lui Pieri, fischiato fallo a Triglia, che in questo momento non va molto d'accordo con gli arbitri, per usare un eufemismo. Torna a metà campo con un sorriso sarcastico il bomber del Real Fabbrica. Terzo fallo per la squadra ospite, 4 per la Futsal Cesena. Dentini in banda per Nunzi, che non trova il pallone, sbaglia il controllo. Ora De Betio che chiama i suoi compagni a salire in avanti. Partono 4-0 ora i giocatori laziali. Frigerio scambia con Triglia, De Betio, il pressing alto ora della Futsal, non riesce a trovare la giocata il Fabbrica di Roma e perde il pallone. 4 minuti da giocare.
può andare Montalti, conclusione ribattuta da Frigerio. Si va ancora allo scambio, Dentini a cercare dall'altra parte Traversari, capisce tutto De Betio, c'è il contrasto, non fischia l'arbitro, parte Nunzi, va Nunzi, ha rotto il raddoppio Nunzi, cerca il passaggio per Traversari, se non sbaglio Triglia in copertura difensiva all'ultimo secondo, una bella azione di Matteo Nunzi. Ora la butta fuori la Futsal Cesena perché Nunzi era senza una scarpa. Chiedono la restituzione del pallone i giocatori della Futsal. Martinez con grande correttezza per evitare di surriscaldare l'ambiente restituisce il pallone. Nunzi può andare, Nunzi in mezzo a due, finisce a terra, l'arbitro dice che è solo rimessa. Tre minuti e 30. Pieri, la laterale, Hakimi, una finta, la conclusione. Sarà corner. Un po' più stanca ora la formazione ospite, non riesce a trovare le giocate, la conclusione di Hakimi alta nel frattempo come ad inizio partita. Attenzione però, Hakimi deve correre all'indietro per anticipare Frigerio, anzi scusate, per anticipare Nathan Simão de Oliveira. Ora può andare però la conclusione, sempre lui, Stefano Frigerio, ancora Montalti, conclusione di sinistro, calcia sia di destro che di sinistro il numero 11 del Real Fabrica. Attenzione Dentini, capisce tutto, serve Gardelli, la mette giù Gardelli, cerca di superare l'avversario. Ora può ripartire la Futsal Cesena, ma poco fa ancora Montalti. Ha tolto le castagne dal fuoco letteralmente per la Futsal Cesena. Dentini fuori per Hakimi, ancora Dentini, la palla dentro, Gardelli, buon lavoro di Stentella, poi fa più fatica, vedete, il Real Fabrica a ripartire, ma nei primi 7-8 minuti aveva avuto un ritmo veramente infernale la squadra di Lucchetti. Martinez ora in buca Triglia, su di lui Zandoli, Triglia ancora tra due, Triglia, poi il contrasto su Hakimi, attenzione, parte l'arbitro ed esce il cartellino per Triglia. Si era un po' innervosito il numero 16 del Fabrica di Roma per un fallo non fischiato l'azione precedente, dopo che era stato contrastato prima da Zandoli e poi credo da Pritoni. Comunque fatto sta che Hakimi era partito palla al piede, è tornato su di lui Triglia fallosamente in maniera troppo irruente secondo l'arbitro, e quindi è uscito anche il primo cartellino giallo per la squadra ospite. Mattia Triglia va a far compagnia a Pieri nel tabellino degli ammoniti, 4 falli a testa, la conclusione di Hakimi, e non può, non è una serata di riposo per i portieri. Anche qui Relandini chiamato da una conclusione da quasi 20 metri. Ora attenzione, il pallone schizza fuori, Triglia parte, è in anticipo Montalti, la alza lunga Gardelli,
esce il portiere. Si riparte ancora con Real Fabbrica. Triglia ora contrastato da Zandoli che la mette in fallo laterale. Martinez ora, Gardelli lo contrasta, può ripartire Hakimi torna sul sinistro, Hakimi per Gardelli, Martinez però capisce tutto, fa un'ottima diagonale, parte Martinez, zona centrale Martinez, poi Nathan Simão de Oliveira conclude molto alto, fuori bersaglio, però il Real Fabbrica è assolutamente in partita, assolutamente presente e in grado di creare ancora parecchie difficoltà alla Futsal Cesena, che per il momento conduce 3-1, ma c'è ancora 1 minuto e 30 da giocare più tutto il secondo tempo, quindi c'è ancora da vivere parecchie emozioni in questa partita. Mentre sul campo di Prata di Pordenone registriamo già il doppio vantaggio della Vinum Italy Petrarca, in vantaggio 2-0. Ora riparte ancora, pallone lunghissimo, attenzione! Montalti sulla conclusione del collega Marco Relandini, che stava per fare un brutto scherzo ad Andrea Montalti. Calcio lunghissimo e occasione, questa è un'occasione perché è un tiro in porta. Montalti ha dovuto fare la parata e mettere il pallone in corner, battuto ora da Martinez, capisce tutto Dentini, riesce a buttare via il pallone lontano, ora ancora di nuovo verso da un archero all'altro, come direbbero in Argentina, poi Relandini lascia scorrere il pallone. Attenzione, Enrico Zandoli sull'incursione di Davide Stentella, che si era trovato un corridoio enorme, poteva servire anche il compagno, ha preferito la conclusione, ha letto tutto il numero 2 di casa, Enrico Zandoli, ormai una colonna di questa squadra, che si è buttato intuendo il pericolo ed evitando guai peggiori per Andrea Montalti. 47 secondi con ancora il Fabbrica di Roma che cerca di muovere palla, ha cercato ancora Triglia che difende palla, riceve ancora, punta Zandoli, va sul sinistro, arriva Dentini, la mette fuori, vola un cartellino per la panchina di casa. Mentre va al corner però il Real Fabbrica, parlando di campo, c'è stato un tocco e quindi c'è ancora rimessa proprio di fronte alla panchina di casa per il Fabbrica di Roma. Triglia, la conclusione di Frigerio, stava per concludere a botta sicura il numero 11, non si arrende mai il Real Fabbrica. 26 secondi, cerca ancora quantomeno di ridurre lo svantaggio. Ora Frigerio, forse per la prima volta dall'inizio della partita, non inquadra la porta. ...23 secondi da amministrare. Hakimi a cercare traversari, trova la deviazione da parte di Stentella, credo, e quindi può giocare ancora la Futsal Cesena questo ultimo scorcio di primo tempo.
per chiudere, cercare di chiudere almeno in vantaggio per 3-1. Hakimi, fischiata infrazione, quindi ha ancora un'occasione il Real Fabrica. Vediamo, scorre il cronometro, Traversari e Dentini respingono l'azione. Ora in fallo laterale il pallone per Stentella. Martinez, 6 secondi, Triglia, spalle alla porta e non c'è più tempo, finisce qui, si va all'intervallo con il vantaggio di 3-1 della Futsal, con un primo tempo molto divertente e spettacolare, e quindi ci aspetta una ripresa altrettanto interessante.
Rieccoci qua, amici del futsal italiano. Sta per partire il secondo tempo del match tra Futsal Cesena e Real Fabbrica di Roma. Primo tempo concluso con la Futsal in vantaggio per 3-1. Real che era passato in vantaggio con una rete dopo 1 minuto e 30 di Frigerio, poi il pareggio dopo 7 minuti e 30 di Pritoni, dopo altri 5 minuti la rete del vantaggio della Futsal segnata da Gardelli che ha deviato un tiro di Hakimi a mezzo metro dalla porta, e poi dopo appena 30 secondi la rete del 3-1 di Nicolò Pieri, molto bella al volo di sinistro da fuori area. Quindi primo tempo divertentissimo, molto spettacolare, giocato a ritmo elevatissimo da entrambe le parti. Ora Real Fabbrica che ha dimostrato sino alla fine di non volersi, attenzione subito in area di rigore, un contrasto nelle proteste, nulla di fatto, parte Gardelli, la conclusione De Betio in scivolata, Jonathan De Betio Gross, classe 95, ha seguito il numero 11, lo ha contrastato, e quindi pallone in calcio d'angolo per la Futsal Cesena con la battuta fuori per Dentini. Poi di nuovo la respinta di De Betio, poi può andare, sbarra, fermato, pallone per Montalti che va a cercare Dentini in anticipo di sbarra per Triglia, ancora Triglia su Pieri, in uscita Montalti, stentella Hakimi, De Betio ci prova, arriva ancora Hakimi a metterla in fallo laterale, meno di 1 minuto e abbiamo già perso il fiato per raccontare le azioni. Stentella ancora su di lui in pressing, Gardelli, poi Dentini su Triglia che riceve ancora, la mette giù, Dentini la ributta in avanti, saltano Sbarra e Pieri, si scontrano. Una testata tra i due. Allora, giocatori che sono perfettamente coscienti, probabilmente hanno dato una bella capocciata. Sbarra ora cerca anche di alzarsi, si lamenta un po' di più Pieri. Sono entrati fisioterapisti di parte. È entrato anche il dottor Zambianchi. Sbarra intanto si è rialzato, contrasto abbastanza fortuito direi, tutti e due hanno cercato la palla, devono però abbandonare il campo, non si sono tagliati, non hanno assolutamente perso conoscenza, quindi direi che è tutto abbastanza tranquillo. Una bella capocciata, dicevo, siedono in panchina ora sia Pieri che Sbarra, entra Pasolini per la Futsal, è entrato credo Martinez per il Fabbrica di Roma. È stato fischiato però il fallo, questo sì, il primo fallo del secondo tempo è stato fischiato a Sbarra evidentemente perché è ripartita la Futsal con un calcio di punizione. Poi Dentini, molto presente Dentini oggi in tantissime piccole ma importanti cose. Ciccio Dentini, Hakimi va alla conclusione, una saetta sulla quale Relandini col piede destro, bravissimo,
bravissimo a mettere fuori il pallone. Ancora Hakimi fuori, pallone toccato, deviato, vediamo cosa decidono gli arbitri. Riparte la futsal, riparte Hakimi, all'indietro per Capitan Pasolini, dentro per Gardelli, all'indietro per Dentini, ancora Pasolini, ancora all'indietro per Montalti. 2 minuti del secondo tempo, Gardelli cerca di andare via, De Betio lo contrasta in fallo laterale. Va Hakimi, Dentini, ma l'arbitro dice che c'è infrazione. Non so se ha battuto con la pallone in movimento di 4 secondi, però fatto sta che pallone per il Fabbrica di Roma. Triglia che difende sempre benissimo il pallone, ora Pasolini bravo ad intervenire, Dentini, ma ancora Triglia che questa volta però perde la maniglia e concede il possesso alla Futsal Cesena con Montalti. Fa incontro a Hakimi, Montalti va lungo, lunghissimo, e Landini fuori, Dentini ci prova, arriva Triglia ma arriva anche Pasolini, Pasolini, la conclusione debole di destro, pallone fuori. Un po' di imprecisione, il ritmo del primo tempo è stato pazzesco da entrambe le parti. Non so se è ripetibile mantenere un ritmo così per tutte e due le squadre. Partita comunque ancora tutta da giocare, assolutamente in bilico. Non ci arriva Gardelli sull'imbucata di Montalti. Adesso riparte da dietro in Fabbrica di Roma, si cerca il movimento di Triglia, è bravo Hakimi però a frapporsi, ma arriva ancora Triglia, riparte la Real Fabbrica, pallone sempre per Triglia, in anticipo Pasolini, poi arriva anche Gardelli ad aiutare in difesa, però è ancora Triglia che sbuca fuori col pallone tra i piedi. Gardelli va a colpire Martinez nettamente, direi, e quindi fallo fischiato al numero 11 ed è un fallo per parte dopo 3 minuti e 20 secondi della ripresa, e si ripartirà con un tiro diretto da parte di Martinez dai 15 metri circa. Dentini in barriera, vediamo cosa studia la squadra di Lucchetti, pallone corto, attenzione, palla sul secondo palo dove c'era Frigeri in agguato, molto bravo, attento Traversari a rimanere sulla diagonale di passaggio, a sbattere via il tocco di Stentella, poi conclusione alta di Frigerio che nel primo tempo ha concluso, oltre al gol del vantaggio, almeno 4 volte nello specchio della porta, chiamando ad altrettante importanti murate Montalti, il più pericoloso della propria squadra. Ha concluso poco Bomber Triglia, che però è sempre bravissimo a legare il gioco per i compagni. Anche adesso su di lui Zandoli, si allungano le magliette. Triglia ancora, il blocco su Zandoli, attenzione, passa questa palla per Frigerio in area, Montalti, poi ancora Triglia, stavolta è Dentini a cui esce lo scarpino. Azione praticamente un'incursione vera e propria. Triglia Frigerio, poi attenzione Traversari, si frappone, può andare Traversari, servito da Zandoli, perde però il controllo, poi arriva ancora Frigerio a servire ancora Triglia, su di lui Pritoni, serie di finte, torna Zandoli, bravo Zandoli a fermare il numero 16 del Real Fabbrica, che
sta dimostrando di non avere alcuna intenzione di mollare. Fuori per Frigerio. Frigerio, Martinez alza il pressing, la squadra di Osimani conquista una rimessa, si susseguono i cambi. Ora esce di nuovo Pritoni, rientra Dentini. Dall'altra parte Frigerio, Martinez, Triglia, poi attenzione il calcio lungo da un portiere all'altro. Renandini che può andare a servire. Martinez che fa passare questo pallone, Triglia si gira, arriva Traversari che capisce tutto, è molto bravo, poi salta netto l'uomo. Frigerio va in quello che viene definito un body check, l'arbitro lo ritiene falloso e fischia il secondo fallo al Real Fabbrica. Bravo Traversari però a seguire l'azione di Triglia, gli è andato proprio a togliere il pallone dai piedi. Ora Hakimi, uno scambio un po' pericoloso con Pieri di fronte praticamente all'area di Montalti, che ora calcia via lontano e alleggerisce così un po' la pressione del Real Fabbrica. Triglia ora, su di lui Pieri, prova ad andare Pieri, poi Triglia da terra, pallone che arriva in qualche modo a Montalti che non sa bene che fare, calcia lontano e De Betio la tocca e la mette in calcio d'angolo. Sono passati i primi 5 minuti, ora il ritmo non è indiavolato come quello del primo tempo, però partita ancora con parecchi spunti interessanti. Attenzione, Traversari, conclusione, rete. Battuta d'angolo di Dentini. 5 minuti e 20 del secondo tempo, ancora da un calcio d'angolo. Si è fatta trovare, evidentemente scoperta il Fabbrica di Roma. Traversari ha avuto proprio tutto il tempo di prendere la mira, ha concluso di prima sul palo lontano. Obiettivamente credo che Relandini non l'abbia nemmeno vista partire, e quindi 4-1 dopo 5 minuti e 20 del secondo tempo. Ancora Traversari la mette in calcio d'angolo perché ovviamente il Real Fabbrica è già davanti. Conclusione di De Betio respinta da Traversari. Il Real Fabbrica, attenzione il tacco di Triglia, poi può partire Traversari e solo Traversari, palla per Hakimi. 5-1. Sesto minuto. Chiama time out la panchina del Real Fabbrica, che è stato letteralmente stordito in un minuto, meno di un minuto, praticamente 40 secondi tra una rete e l'altra. Prima la conclusione di Traversari di destra a giro sul palo lontano, dopo il calcio d'angolo battuto da Dentini, poi si è buttata subito davanti il Real Fabbrica, la conclusione deviata in calcio d'angolo proprio da Traversari, calcio d'angolo battuto nel cuore dell'area. Triglia si era trovato col pallone tra i piedi, spalle alla porta, ha tentato di girarsi, ha tentato credo anche un colpo di tacco, il pallone è schizzato fuori ed è partito nuovamente Traversari in contropiede. Si è trovato solo di fronte a Renandini e con molto altruismo ha servito Youssef Hakimi, che ha siglato comodamente il 5-1. 14 minuti da giocare. Ora si impone con 4 lunghezze la Futsal, ma c'è ancora parecchio tempo
a disposizione per il Real Fabbrica per costruire qualcosa in questa partita. 5-1, posizione un risultato obiettivamente molto troppo pesante per la squadra ospite, che ha giocato soprattutto nel primo tempo molto bene, creando varie occasioni. Ora viene fischiato un fallo alla Futsal Cesena, quindi 2-2 il conto dei falli. Partita ancora tutta da vedere. Intanto attenzione, il rinvio lungo di Relandini, Marco Relandini, che costringe comunque a parare Montalti. Poi di nuovo il Real Fabbrica che può muovere palla a 13 minuti e 20. Ora però Frigerio non si intende con De Betio, forse accusa un po' il colpo. 2 reti in 30 secondi subite dalla Real Fabbrica. La squadra ospite ora ha perduto un pallone abbastanza banale. Nunzi supera un avversario, poi serve in qualche modo Traversari, accorcia per Pieri che cerca Montalti, che la deve calciare via perché arrivava Triglia di gran carriera. Ora non pare ancora intenzionato a giocare il portiere di movimento il Real Fabbrica, manca ancora tanto, manca quasi 13 minuti alla fine, però qualcosa deve inventare la squadra di Lucchetti per accorciare le distanze. Ora Hakimi molto irruente, troppo. È fischiato il terzo fallo, attenzione, 3 falli da Futsal, manca ancora un bel po', quindi anche su questi particolari si costruiscono le partite. Terzo fallo per la Futsal Cesena, che ora vede in campo Zandoli, Traversari, Nunzi e Dentini. Dall'altra parte Vega, poi Traversari, Nunzi, bravo ora De Betio, che riesce a rimediare in difesa sull'incursione di Traversari. De Betio in verticale per Triglia, la mette giù Triglia, però non riesce a trovare sbarra. Relandini la butta avanti come può. Un po' di confusione ora, deve riprendere il filo il Real Fabbrica, deve mantenere alta la concentrazione la Futsal Cesena. Nunzi la tocca piano, capisce tutto, però sbarra, che anticipa Traversari. Si riparte ora, Zandoli, Dentini, basso per Nunzi, anticipato da Stentella, non ci arriva Vega, manca un pochino di precisione adesso, purtroppo la fretta non aiuta chi deve rincorrere. Montalti invece ha molta fretta di liberarsi del pallone perché arrivava di nuovo Triglia in pressione. Partita ora meno bella del primo tempo. Triglia ora con un gioco di prestigio la tiene giù, viene fischiato un'infrazione a Gardelli, calcio a 2, non è fallo, è un'infrazione di seconda per gioco pericoloso, presumo, di Gardelli. Stentella attaccato regolarmente da Traversari, ora un po' meno regolarmente. Traversari con le braccia sul corpo dell'avversario, non si può, spinta abbastanza evidente. Quarto fallo fischiato alla Futsal e manca ancora 11 minuti e 30, manca tantissimo. Ora ha perso un po' le distanze, le misure in attacco il Real Fabbrica, però con 4 falli la Futsal deve praticamente smettere di giocarsi
giocarsi il fallo, non può più utilizzarlo praticamente, quindi bisogna fare molta attenzione nel pressing, nelle marcature. Ora Gardelli litiga un po' col pallone, la dà a Traversari che invece col pallone parte, palla al piede, Traversari, arrivano in 3 per fermarlo, poi Triglia la fa passare per Vega, va ancora Vega ancora, Zandoli lo ferma in fallo laterale. Stentella per Sbarra, il numero 7, classe 2004, Giordano Sbarra. Eccolo qua, su di lui Gardelli, cede a Stentella, Traversari in pressione ma deve fare attenzione. Si muove Sbarra, lo segue Gardelli, ma bravissimo Montalti che legge perfettamente l'azione. Poi il pallone troppo lungo per Dentini, una grande lettura da libero, da difensore vero e proprio di Montalti. Ora Gardelli, ancora Montalti, Gardelli protegge l'uscita, Montalti la gioca per Dentini, Zandoli, Gardelli, palla in fallo laterale, un po' di sufficienza adesso in questa giocata della futsal, ed è il momento del portiere di movimento, Martinez il capitano con la maglia bianca del portiere, eccolo là, lo vedete sistemarsi di fronte alla panchina della futsal praticamente a metà del secondo tempo. 10 minuti che scattano tra poco con la squadra ospite che ora tenta il tutto per tutto, deve rimontare 4 gol il Real Fabbrica, 5-1 il risultato, 4 falli fischiati alla futsal, 2 al Real Fabbrica che però adesso terrà il pallone cercando lo spiraglio giusto. Stentella, Triglia, Martinez, Frigerio e se non sbaglio Anel Kandic dall'altra parte con numero 6. La difesa futsal con Zandoli, Hakimi e Dentini laterali, Gardelli davanti, perde palla, attenzione alla rete da lontanissimo di Francesco Dentini. La rete di Dentini da lontano ha visto il cambio nella porta del Real Fabbrica che è avvenuto con troppa lentezza e Martinez era andato in panchina per far rientrare tra i pari Relandini, ma Relandini non ha fatto in tempo ad arrivare in porta perché il lancio da lontano di Dentini è finito sotto la traversa. Quindi 10 minuti e 40 di nuovo in rete la futsal che allunga 6-1 il risultato, 9 al termine, continua col portiere di movimento, chiaramente adesso a maggior ragione il Real Fabbrica. Vedete Frigerio, ora va alla conclusione, il pallone arriva, secondo palo la rete, questa volta il pallone è passato. Se non andiamo errati è stato proprio Anel Kandic, il numero 6, a segnare il 6-2, quindi nulla di fatto, si riparte sempre con 4 reti di vantaggio per la futsal, ma c'è ancora tanto. Hakimi a cercare Gardelli, la palla esce. La rete ora della Real Fabbrica, attenzione Pieri sotto porta, non trova l'attimo per chiudere il pallone in rete, occasionissima
per la Futsal. Hakimi, se ne va Hakimi, poi perde il pallone, la butta in fallo laterale, in scivolata, e ora si ricomincia di nuovo con il Real Fabbrica a cercare di accorciare le distanze utilizzando il portiere di movimento. 8:20 al termine. Triglia per Kandic, Martinez, no look per Frigerio, Kandic, Martinez, si chiude e poi si riapre il rombo difensivo della Futsal. Triglia, Frigerio, Stentella, Frigerio, ancora Triglia che alza le braccia, c'è spazio per Frigerio, conclusione alta. Montalti a cercare pallone basso per Gardelli, che può far respirare i suoi e far passare almeno una decina di secondi. Hakimi cerca e trova Dentini, se ne va Dentini, cerca un numero Dentini, perde però il pallone, doveva servire Gardelli che era libero. 7:27 al termine, 4 gol di vantaggio per la Futsal, ma Fabbrica di Roma che non si arrende. Ci prova ancora Frigerio, ora va dentro Martinez, ha provato la conclusione Triglia, ribattuta da Gardelli. 4 reti in questo secondo tempo, praticamente doppiato il risultato del primo tempo, 3-1, 3-1, ma adesso un'occasionissima di Triglia sull'appoggio di Martinez. 7 minuti al termine, va Dentini, cerca e trova Gardelli, la rimette per Dentini, contrastato, nulla di fatto. Pieri su Triglia, lo ferma in fallo laterale, scorrono veloci secondi, va a respirare Dentini, entra la storia della Futsal Cesena, Capitan Pasolini. Intanto però Real Fabbrica riparte. Frigerio ora alza le braccia, Vega, Martinez dall'altra parte, stava arrivando Kandic sul secondo palo, pallone che passa, non ci arriva nessuno, rimessa per la Futsal. Respira ora la squadra di casa, messa sotto pressione da almeno 3 minuti di portiere di movimento da parte della Real Fabbrica. Attenzione Triglia, conclusione Triglia, Montalti, ancora la conclusione di Kandic sull'esterno, occasione nuovamente per la Real. Montalti concentratissimo, il portiere della Futsal anche oggi sugli scudi fino a questo momento, dopo la ottima prestazione di sabato scorso a Reggio Emilia, fondamentale nella vittoria in trasferta della Futsal per 2-1 sul campo dell'Olimpia Regium. Vittoria dopo 4 sconfitte consecutive, importantissima per la squadra di Osimani. Sarebbe importante per i bianconeri portare a casa anche questi 3 punti, ma il Real Fabbrica ha ancora 6 minuti per cercare di rimediare lo svantaggio di 4 reti. Ora sempre in avanti Vega, scambia con Triglia, Pasolini tra 2, esce Pieri, si muove la Futsal Cesena in difesa, poi conclusione di Vega obiettivamente un po' pretenziosa da quella posizione a giro, nulla di fatto.
Si riparte, si gioca praticamente a scacchi in questo momento. Montalti ora cerca e trova Gardelli. Gardelli praticamente lasciato completamente solo dai compagni. Gardelli tra due, Gardelli passa tra tre, Gardelli per Dentini. Cristian Gardelli dal nulla crea e trasforma un'azione da gol, mettendo Dentini letteralmente in porta col pallone. Cristian Gardelli qui davanti alla nostra postazione, spalle alla porta, raddoppiato sulla linea di metacampo, è venuto via dal raddoppio, ha saltato il terzo uomo, ha condotto palla e poi ha avuto ancora il terzo occhio per vedere arrivare Ciccio Dentini dall'altra parte e mettergli un pallone che poteva solo essere accompagnato in porta per il 7-2. Futsal Cesena a 5 dalla fine. Cristian Gardelli, assist per Dentini che segna una doppietta, tutte e due gol di Dentini in questo secondo tempo. Mancano meno di 5 minuti, la Real ci prova ancora, adesso però sono 5 le lunghezze da rimediare e sono meno di 5 minuti da giocare. Pieri in anticipo di testa, la Real però è ancora lì, Stentella, poi attenzione Triglia in area, su di lui Pieri, poi Traversari, cerca ma non trova Hakimi che chiama il pressing avanti, Osimani dice no. Osimani dice di indietreggiare e di stare chiusi ad aspettare la Real Fabbrica che continua col portiere di movimento. Ora Hakimi tocca la conclusione di Stentella, corre il cronometro, 4 alla fine. Vega per Martinez, 4 i falli per Cesena, 2 per la Real. Va Hakimi, fermato, l'arbitro dice di rialzarsi, non c'è fallo, si gioca. 3:40 alla fine, Martinez manovra sempre col portiere, poi attenzione Montalti, palo, ha sfiorato la rete Andrea Montalti, ha raccolto il pallone, ha cercato e ci stava la conclusione personale, ha trovato il palo, mentre Dentini scatenato va a guadagnare un altro fallo laterale. Ora Hakimi fa una giocata a cercare lo spettacolo, ha cercato il gol di Rabona, ma 3:19. Si riparte ora con la Real, con Frigerio, ancora lo scambio col compagno, con Vega. Martinez, Triglia molto angolato, Montalti, poi riparte ancora la futsal, Martinez butta giù Dentini, fallo evidente di Martinez, sarebbe rosso perché il portiere, esce fuori il giallo, ha rischiato Martinez. Non è stata considerata azione da gol, effettivamente Dentini non aveva il controllo del pallone,
ma ha rischiato Martinez, perché se avesse fermato Dentini nell'atto di calciare in porta, probabilmente con la maglia del portiere avrebbe potuto prendere anche il rosso. Fatto sta, terzo fallo per Real Fabbrica. Il pallone che passa, 2:40 alla fine, 7-2 per la Futsal Cesena, che riparte ancora con Gardelli per Dentini, instancabile oggi, numero 7, bianconero, Traversari, grande prova anche la sua, Zandoli sempre costante, preciso, puntuale, Montalti non fa una piega, la butta avanti, ma non poteva Dentini calciare, appoggiarla al portiere. Si arrabbia Osimani, e questa è una leggerezza di Dentini, che concede ora un calcio di punizione a 2 dal limite dell'area, da buona posizione per la Real Fabbrica. 2:21 alla fine, ma non mancano le azioni da seguire. Va sul pallone Vega, il tocco per Frigerio e Zandoli insieme a Montalti sventano la minaccia. Pallone largo, litiga un po' col pallone Vega, poi Dentini, ancora lui, si frappone, la mette in fallo laterale, 2 minuti 10, ora il cronometro è il peggior nemico della Real Fabbrica, deve rimediare 5 gol, mancano 120 secondi. Stentella, Vega è costretto a retrocedere per Frigerio, che poi non trova il compagno, però viene fischiato il quinto fallo, viene ritenuto troppo irruente l'intervento di Traversari, quindi a 1:52 dal termine gioca con 5 falli la Futsal Cesena. Il Real Fabbrica deve rimediare 5 reti di svantaggio e gioca col quinto di movimento il portiere, cioè Martinez, il capitano. Frigerio, Triglia, Stentella, ancora Triglia, Stentella, la conclusione facile per Montalti, che può andare a concludere, pallone fuori misura, ma 1 minuto e 27 al termine. Adesso il cronometro è molto amico della Futsal, scorre inesorabile. Zandoli su Triglia, con le buone e con le cattive. Traversari, prova ad andare Traversari, si porta il pallone fuori, rimessa laterale, ma passa il tempo. Frigerio ora accelera per la Real Fabbrica, ma 1 minuto e 15. Attenzione, Pasolini in anticipo, Pasolini per Gardelli, stremato, avrà fatto 100 scatti. Poi Zandoli in anticipo, ancora, poi Vega su di lui, Pasolini, poi arriva il raddoppio Gardelli, 54 secondi, vede il traguardo la Futsal Cesena, 5 reti di vantaggio, 50 secondi. Gardelli, pallone che esce e sarà rimessa a 47 dalla termine. Respira la Futsal, messa sotto pressione da 10 minuti praticamente costanti di portiere di movimento della Real Fabbrica. Ora Montalti, pallone passa per Gardelli, Gardelli respinto, Gardelli, ancora Gardelli, la conclusione, guadagna un angolo a 33 dalla fine. Ora davvero deve solo gestire la Futsal questo finale di partita. Gardelli all'indietro, Zandoli tiene palla saggiamente la Futsal. Ora Montalti lungo, Gardelli la mette giù, la conclusione sul fondo, ma 22 secondi, guadagna addirittura un angolo e davvero
vicinissimo il traguardo della seconda vittoria consecutiva per la Futsal Cesena, che si porta a quota 31 in classifica, consolida il terzo posto in solitaria dietro alla coppia delle capoliste Lecco Vinum Italy. Ancora Gardelli in due su di lui, si trascina a terra Gardelli, ma ormai la partita è conclusa, finisce qui dal Pala Paganelli. La notizia è che la Futsal Cesena dà continuità dopo la vittoria in trasferta in quel di Reggio Emilia di sabato scorso e batte il Real Fabrica di Roma per 7-2 in casa. Vittoria importantissima per lo straordinario cammino della squadra di Roberto Osimani. Da Alessandro Mambelli e Cristian Carabini un ringraziamento per l'ascolto, un augurio di buona serata a tutti.